È l'orario di chiusura in questo negozio di frutta e verdure in centro a Mogliano. I fratelli Facchin, titolari, stanno pulendo quando entra una coppia, lui sulla cinquantina, lei un po' più giovane, nordafricani, eleganti, di bell'aspetto, sembrano due clienti qualsiasi. In realtà sono là non per fare la spesa dell'ultimo minuto. Con fare molto confusionale hanno incominciato a domandare di cambiare soldi, dopo volevano una zucchina, dopo volevano cambiare dollari, dopo volevano cambiare euro, dopo e allora pian pianino ci hanno intortato e hanno incominciato a segnare i soldi che volevano cambiare fino a quando mi sono accorto che a un certo punto, quando mi toccava i soldi, teneva il pugno chiuso. A quel punto Enrico Facchin capisce che sta succedendo qualcosa di strano. Contato i soldi ero sicuro per certo che mi mancava un pezzo da 50 e mi hanno cominciato a gridare loro, gridare noi, gridare loro, gridare noi. Per fortuna sono intervenuti ad aiutarci anche i macellai, fin quando alla fine insomma ci hanno restituito questi soldi. Sono 150 euro i soldi che nella confusione del momento l'uomo riesce a prelevare. Continuavo a dirgli tirate fuori i soldi, parlate in italiano e finché a un certo punto questi soldi sono saltati fuori, insomma un po' gli sono caduti dalla tasca di lui. Alla fine i due desistono e se ne vanno a bordo di un'auto. Nel frattempo arrivano anche le forze dell'ordine. Un episodio non isolato, già accaduto in passato e che spinge ora i fratelli Facchin a rivedere le loro abitudini. Staremo più attenti, non cambieremo più soldi a una certa ora. Se viene gente così mi dispiace, non è razzismo, però se viene gente così a una certa ora mando via, non accetto più nessuno.